La seconda dall'Arcoveggio è una prova per 3 anni che non abbiano vinto 3.000 euro in carriera. Iside Mima, Italo Ser, Idolo Benal, Ippi, Ischia degli Ulivi, Illinois Black in prima fila, in seconda Isolato al comando. Macchina che inizia a prendere velocità, non tocca l'ala Italo Ser, piano anche Illinois Black dal 6. Partiti con Iside Mima che contiene Idolo Benal lungo la corda, isolato al comando che cerca di rimanere secondo sotto e ci riesce all'imbocco della prima piegata tagliando fuori Idolo Benal. Così al comando Iside Mima nei confronti di isolato al comando di fuori Idolo Benal, poi Ischia degli Ulivi in pariglia c'è Ippi che precede Italo Serre alla retroguardia Illinois Black. Si va verso il completamento del primo quarto di gara che Iside Mima passa al comando in 29-1. All'esterno Idolo Benal, la corda isolato al comando. Poi ancora Ischia degli Ulivi con al suo esterno Ippi. Quindi Italo Ser e Illinois Black, 600 metri iniziali in 44,9 per Max Castaldo in salchi alla figlia di Nadal Sheba, che una volta presa la testa ha mantenuto parziali costanti. All'esterno sempre Idolo Benal in corda isolato al comando, 800 iniziali in 1 minuto e 3 decimi. Iside Mima isolato al comando e Idolo Benal non cambia nulla con il gruppo disposto per pariglie che approccia la curva di destra. Iside Mima sempre davanti, si trascina isolato al comando, richiesto Idolo Benal al chilometro in 1,16. Iside Mima allunga in progressione, isolato al comando, segue chiuso in corda. Muove in terza corsia Ippi che cerca di aggirare Idolo Benal quando siamo a 400 dalla conclusione, la retta opposta alle tribune in 14,6. Iside Mima prova l'allungo, sposta dalla sua scia, isolato al comando che sferra l'attacco. Di dentro guadagna bene anche Ischia degli Ulivi quando siamo a metà dell'ultima curva e Iside Mima è in vantaggio nei confronti di isolato al comando e Ischia degli Ulivi. In vantaggio Iside Mima, ci prova isolato al comando all'esterno, insiste isolato al comando, vince nei confronti di Iside Mima al terzo Ischia degli Ulivi. 1,14,4 il ragguaglio, 28,9 la chiusa, isolato al comando, VP dell'Annunziata per Andrea Bigliardi, colori di Maurizio Anceschi, il figlio di Royal Dream, coglie la sua seconda vittoria consecutiva. Un bel primo piano con ottima partenza dal 7 e speed conclusivo per venire a giustiziare Iside Mima al terzo Ischia degli Ulivi.